Piccoline e indiscrete, quasi da passare inosservate, ma che invece si dimostrano di fondamentale importanza per la sicurezza di molte persone. Le bodycam contro le aggressioni al personale sanitario sono già in funzione nei pronto soccorso di San Donà di Piave e Portogruaro. I due ospedali dell'ULSS 4 Veneto Orientale si sono infatti dotati di questi dispositivi in via sperimentale, dopo la loro presentazione a Palazzo Balbi da parte del presidente del Veneto Luca Zaia. Non solo forniscono una testimonianza di quanto avviene nei momenti critici, consolidando quindi la prova, ma sono in grado anche di intimorire a priori l'aggressore. L'abbiamo attuata nei due nostri pronti soccorsi di San Donà di Piave e Portogruaro, una sperimentazione che durerà un paio di mesi. Alla fine di questo percorso valuteremo pro e contro, punti di forza, eventuale estendibilità di questo progetto anche alle altre aziende sanitarie della Regione, quindi ci terremo da questo punto di vista in contatto con la Regione Veneto. La bodycam fa da deterrente alle aggressioni, quindi ha l'obiettivo primario di ridurre la volontà delle persone ad essere aggressiva con il personale. Dall'altra parte ha il valore di proteggere il sanitario perché registra l'evento e può essere utilizzato successivamente in ambito giuridico. Strumenti importanti per contrastare i numerosi episodi aggressivi contro infermieri, medici e operatori sociosanitari, episodi che fortunatamente all'ULSS 4 sono calati negli ultimi tempi. Nel 2024 abbiamo registrato un calo importante dei fenomeni di aggressività e riteniamo che questo sia anche frutto dell'importante percorso formativo fatto con il personale. E sono diminuite anche le aggressioni fisiche, quasi dimezzate rispetto al 2023. Ovviamente è un fenomeno che va monitorato nel tempo per capire se le diverse azioni messe in atto possono dare dei risultati efficaci e duraturi nel tempo. L'azienda sanitaria ha definito un regolamento di utilizzo delle videocamere, predisposto documenti e un'informativa per l'utenza esposta nei pronto soccorso, il tutto nel rispetto della normativa sulla privacy. Le immagini vengono riversate in cloud in un sistema che le gestisce e quindi non sono accessibili a noi come azienda, ma sono accessibili all'autorità giudiziaria. Nel caso in cui ci sia stato un fenomeno di aggressione, venga segnalato alle forze dell'ordine e il magistrato ne disponga l'acquisizione.